Ok, il microfono funziona, tutto a posto. Oh yeah. Allora, dottor Gianmarco, Già sei buonasera. cuffiato? Io non sono ancora cuffiato. Je ne suis pas cuffie. Je ne sais. Il microfono stava funzionando, però questo è un altro mistero, Gianmarco, non fa niente. Non so. Casa mia è un posto di mistero, non cedono cose. L'armadio è chiuso, non ti preoccupare. Per il momento. Allora, Peacemaker, episodio 06. La confessione. Ci sarà un prete nel mezzo? Non si sente la confessione. No, proprio nulla. Aspetta, ho capito il turquoise. Telefono? Sì. Lo sai, se non si blocca qualcosa, non c'è qualche inghippo, ma che divertimento c'è? Già, ma no, non c'è divertimento. Fine a... Vabbè, noi tra l'altro ci eravamo lasciati con la figlia di Amanda che sta venendo pushata da uomo dall'uomo farfalla. farfalla. Ok, tu senti l'audio? L'hai sentito? Sì, ok, perfettamente. Ci sarà l'audio in italiano? Ok, tutto a posto. Ok, vediamo un po' che succede. Abbiamo anche il timer adesso, sono riuscito a metterlo. No, Ok, amore, vabbè, io ti posso pure credere. no. Però... Ah, Eppure lei è una farfalla, Gianmarco. no, anche tu. O tu non lo sei e lo è solo Spiegazione. lui. Ah, ok. Ah, ok. Oh, buonasera Pierluigi. Bonsoir Pierluigi. Ok, non c'è l'audio della serie sotto. Grazie Pierluigi. Un bacione. Piano piano stiamo riuscendo a tornare. Forse ce la faremo in pianta stabile. Solo un altro pochino di pazienza. Sei stato aggiunto anche tu. Ecco. Ok. Quindi ci avevamo visto in parte bene. Ci sono quelle dal lato conquista del mondo e quelle vogliamo sta tranquilli. Purtroppo era l'unica. Io mi aspetto la scena della farfalla che entra nel culo di qualcuno. Ma aspetto. Ah, quindi quello di prima, il vero Morn era proprio una merda. E l'aveva detto Sì, nella puntata pure precedente quella che era un po', eccessivamente violento e poi si è calmato. Si è calmato con la farfalla. Forse è meglio così in questo caso qua. L'ha appena saputo. Amanda Waller non sa una cosa del genere, vabbè. L'ha appena saputo. Va bene. Subito. La mucca. C'è una... Dì, spiega sta mucca che cosa... Madonna. Poi lo capiremo. Comunque è bellissima sta serie, devo dire la verità. Mi pento di non averla vista prima.
No? E il nostro invito per John Cena, se viene a Napoli, è sempre Sempre. ben accetto. Tutto quello che vuoi. Bel caffettino, pizzettina, tutto. Tutto quanto. Se hai bisogno di un entourage e di persone nuove, ovviamente siamo disponibili, ti seguiamo. Non penso che Gianmarco, io e te dovremmo fare questo balletto. No, non credo che lo farò. Io ti ci vedo bene nei panni di vigilante. No. Tu ti vesti da vigilante e fai il balletto, secondo me spacchi il web. Lo rompi proprio Io completamente. voglio essere come il padre di Pacemaker, seguo i suoi ideali, voglio seguire. Ati, ecco qua. Ati c'è sempre. E poi c'è Cobra Kai. Poi, naturalmente, noi diciamo anche questo: se James Gunn ci vuole far fare una comparsata, noi siamo sempre disponibili. Primi minuti di film, 2 morti, eccoci, siamo i Va morti. benissimo. Siamo i morti. Capitolo 6. Burn after reading. È a scuola, che sentivo voci di bambini. Ma tu in una scuola attento a quello che dici, eh? No, poi come ti sei attivato? Oh no, poi gli fai il problema di matematica. Non dire vicino al bambino fatti i cazzi tu, non lo dire. Non lo dire. Ok. Ok. Si è mantenuto. Cicciotta. No. Ma vai a riflesso. Vabbè. Ecco. Allora, con quello che ha fatto l'attore di Flash, effettivamente non mi risulta questa cosa. Alla faccia. Aspetta. Scusate se chiedo, ma Peacemaker cos'è? Una serie Netflix? No, è su HBO Max. Allora, sono 2 stagioni, lato DC, e del personaggio di Peacemaker che è uscito nel film Suicide Squad, solo che la prima stagione è ambientata col vecchio ciclo di prodotti DC e la seconda dovrebbe essere ambientata nell'universo nuovo che sta dirigendo James Gunn. Simpatica, divertente, belle scene d'azione, è una bella serie, si guarda con piacere. Divertente ma anche seria. Sì. È grande John Cena. Ma un po' male, vabbè. Oh. Diciamo che Telecom un paio di giorni fa mi ha mandato un messaggio: ciao, ti regaliamo 6 mesi di HBO Max. Va bene, grazie mille, molto gentile. In che senso? No, No, che cosa hai combinato? No, signor Maker. Vabbè, visto quanto accaduto nelle puntate precedenti, potrebbe essere possibile come cosa. Alla fine sono rimasti amici. Procione sudamericana, no? Sì. Non è andata malissimo. Certo, gli hai raccontato del tuo nemico, l'uomo aquilone, non deve essere stato proprio il racconto più entusiasmante del mondo, però. Non credo, sì. Tu sei cinese, scusami. Non si dice così. Ok. Ha già fatto la
battuta, No. non ha senso farla. L'altra volta hai messo la battuta bene, ma stavolta no. 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 Però l'ha fatto ormai. Diciamo che con questa frase la tua identità, un attimo, no, ho sbagliato la strada. Vabbè. Però strano. Si è mosso boh. Più che altro mo il dubbio è chi altro è una farfalla dei personaggi che abbiamo visto ancora non lo sappiamo. Ah, ma aspetta l'elmo una volta. Ok, gli si spacca la testa e esce Oh, fuori che la farfalla. qualcuno muore e gli spaccano la testa, certo. Siamo tornati. Andiamo ad uccidere qualche minoranza etnica, voi lo starà pensando? O va a prendere il costume ed effettivamente... Vorrei vederlo col costume. C'ha le idee molto chiare. C'ha le idee molto chiare. No. No. Ma giusto cosa? Ma non puoi fare fuori tuo figlio. Vai, Igli. Uno di quelli è la regina. Ma fa che alla fine ha preso Ma proprio lui la proprio regina e ce l'ha lui sì, qua. sì. Dovrebbe essere quello. E lui giustamente non lo sa. Per il momento lo stai trattando a buono, cioè, ma solo sperare che a sto coso non riesce, non fotte il cervello a qualcuno. Ok, Gianmarco, stessa situazione tu. Scopri che dove lavori sono tutti alieni. Tu come ti comporti? Se non fanno del male va bene. Ok, bravo. Bravo Gianmarco. Se non mi fanno male a me, non vogliono distruggere il mondo, non vogliono conquistarlo. Se vogliono infilarti una farfalla su per il... Io non vorrei, quindi se okay, si può evitare, se no gli spacco la testa con quello che trovo. Ok, va bene, va bene. A quel punto. Ci sarà una farfallona regina dentro, forse. No, tu stai facendo la fine di tua... per proteggerla, per l'amor di Dio, però. Vi può fare fuori tutti veramente in poco tempo. Peacemaker contro tutte le forze dell'ordine. Sto gruppo qua se li mangia easy. Ma sta a fa colazione, ma lasciatelo stare. Poveri. Ma però vedi, Saluta pure, educato. Perché? Vabbè, va bene, va bene, va bene. Sta scrivendo o sta facendo un buco per uscire? Ho credo un disegno. Pace. Però se a lui gli fa il segno della pace, lui poi, capì? Però manca la colomba. Serve anche la colomba. Quello è quando devi sparare. Però tu metticela, ok, che a lui piace. Ok. Ti ricordi la missione che mi hai dato? Fallita. Fallita completamente. Ok. Non può rispondere. Vigilante. Che cazzo?
Sì, ma è una simil mantide aliena in un barattolo. Fagli un attimo più domande, ecco, più importanti. Niente. Non No. funziona. Vigilante. Insomma. Vigilante, con calma. Esatto. Oh sì o no, quello è. Perché non avete mai la suoneria a questi telefoni? No. Vabbè, però manca a far così. Scusa. Calma. Oh, sono pieni di rabbia. Ok. Eccoli qua. Però c'è anche vigilante. Aspetta, può essere utile in questa situazione. In due se li mangiano, così. In due se li mangiano. Fate che sono circondati. Sì. Non credo. No. Ok. Ma perché? Vabbè, ok. No, neanche. No. Però credo stiate facendo alcune domande un po' sbagliate al momento. Perché loro usano i loro preconcetti sugli alieni. Queste sono le possibilità per cui siete qua. Non vuole tornare. Come cazzo arrivi? Ma poi che arrivi, stanno pieno di guardie, che cazzo vuoi fare? Ecco. Non penso che gli alieni sono venuti a fare porchis sulla Terra. Ok. Madonna mia, smetti. Ma non perdere tempo. Quello è venuto l'esercito, quale mandato d'arresto? Eccoci qua. Già stanno pure alla porta, bro. Sì, quello è il mandato, quello che c'aveva in mano, quello è il mandato. Sì. Sì. Teoricamente prima di rompere dovreste dare il mandato. No, e quello gliel'ha dato il giudice. No, dico a lui. No, bussi, lui ti apre e tu lo arresti. No, con le prove dell'omicidio e tutto, no, si entra direttamente. Fanno così. No, no, ma è anche giusto così. Se hai le prove che ha commesso un omicidio. Solo che in questo caso noi, avendo visto la scena, sappiamo che è stato lui, ma per altri motivi, sì. non perché voleva ucciderlo. Vabbè, guarda che il rumore esce lo stesso, bro, pure se lo tiene. Ma com'è possibile? Che lo teneva. Lascia stare, lascia stare. Iglitare. Allora, mo esce una bella scena action. Devi stare basso, stai basso. 2 botte gliele danno, non penso riescano ad andare via totalmente stealth. Oh bro, Salta. dai. Tu c'hai il super salto. No, il barattolo. Ah, no, l'ha preso, se l'è attaccato dietro. No, se l'è attaccato dietro. Ha buttato un'altra cosa, non ho visto cosa. Ragazzi, sta finestra aperta. Non fare rumore, non fare rumore. A posto. Una situazione di cacca. Vabbè, perquisizione, Jambox. Loro sul tetto.
Ah, ma mo là sotto c'è il diario, Falso. aspetta. C'è il diario. Questo non so se sia una cosa molto buona. Ma poi c'è questo costume rosso fortissimo. Italy. Non ti mettere a giocare col bracciale. Dopo, già. Eccola là. No, posa il coltellone. Questo sta come il pazzo, sta. Sì. No, non l'ha visto. Non mi pare caso, bro, raccirerà tutto quello che No, si muove. ma anche no, anche no. No, non è un momento, non è un momento. Ma ok, proprio mo. Mm. Mm. Attento però al... Eccola, a posto, fatto. No, oggi la farfalla. Fatto. Farfalla libera. No, oggi... Aspetta però. Possibile alleata? no, ma è goff, però oggi questo era quello che vuole conquistare. Aiuta, aiuta! Troppo No. tardi, l'ha ucciso. Ecco come funziona. Ammazzato. Ecco come funziona. Mo pensano pure che sono stati loro, giustamente. L'ha fatta. No. No. Ma Eagle? Dove sta Eagle? Vabbè, Eagle vola è l'ultimo dei Eagle? problemi. No, lo fanno le farfalle questo. Ma che cosa disgustosa. Sì, meglio questa che Più che l'altra altro mi entrata, non dispiace che mo non ci questa è dimentichiamo. morta sostanzialmente. Cioè, lei era pure una dei buoni, ma mo... inchiappettata. Ecco Eagle, a posto. Wow, l'oggi pushato dall'aquila, porco, porco. Aka! Guarda, sì, è fortissimo. Diciamo che questo è il concetto che voleva fare Ubisoft nei giochi di Assassin's Creed, però qui è fatto bene. No, si sta mangiando gli occhi. No, Igli. Ancora, questi cortili. Igli. Ok. Questo è quello che L'ispettore, collabora, sì. l'ispettore. Anzi, il finto ispettore. Qual è il tuo colore preferito? Fai tu, fai tu. Vabbè. No, però dai, vabbè, dai, no, 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 sì. no, no. Per forza. Vabbè, lui l'ha detto, io ti faccio fuori tutti senza problemi. È un sicario comunque. Nessuno può sapere che ha fatto questo. E per come si era visto nell'incontro si era capito che questo era uno proprio. Chi sia Ok, uno no pericoloso, problema. chi sia uno cagacazzo. Però per ora lavora con noi, quindi... Brava Igli. Però Igli... Però ti devi mettere che dietro, non faccio? Non guidare. puoi guidare. E mo si sveglia. A posto, fatto tutto a posto.
Mm. E mo so cavoli. Forse non va. Ma no, Ma perché va sempre così vigilante? non Guardate, credo. uno come vigilante in The Boys sarebbe durato 2 minuti, compatriota. Sì, sì. Due proprio. Con Abisso sarebbe andato bene, sarebbero stati una bella squadra. 2 perché nel primo minuto Patriota già ti ha bruciato vivo e l'altro minuto è quello che tu resti vittima, ma proprio giusto per... Ha ragione. Vabbè. Ma che cazzo? Ma che discorsi Non fa? c'entra. No, ragazzi, così non va bene, però. Che cosa sarà mai? Teoricamente. Che in parte è vero, non tutte, perché ci sono Sì. alcune che... Bro, posa questo telefono. Come adesso allo stato attuale devi farti nascondere da loro. Credo sì, bella donna, ci può stare. Anche perché è tratto da una storia vera, quindi perché negare l'evidenza a questo punto? Quello gli ha detto la verità. Sono arrivato tardi e che li volevo uccidere io dal primo momento. Freddy Krueger. È una qualche citazione di qualche tipo, forse? Sì. Non l'ho capito. Ah, ok, un altro super criminale, ok. No. Scotto di McDonald's. Ma scusa, non si chiama Ronald McDonald? No, da qui non sono tanto arrivati, ma in realtà in America c'è tutta la famiglia dei personaggi Ah, ok, e ok. familiari Ah, quei Sì, mostriciattoli esatto, strani. esatto, esatto, Ok. esatto. Quello c'è il Mac che sta sulla tangenziale, sulla Toscanella. No, scusa, che dico sulla Toscanella? Sulla tangenziale, sì, sulla tangenziale. C'ha tutti i gadget storici che Sì, uscivano e negli molto Epic di probabilmente Berlina. questi Ci personaggi li stavano questi hai qua. li hai visti. Ah, ok, quindi Ronald McDonald c'è, ma è un altro personaggio. Esatto, Hamburglar è un e poi ci altro. sono Ok. anche gli altri. Ed è sto ragazzino col cappello, con la Faccio capire chi bandierina. è. Vabbè, è vero, anzi. Mm. Giustamente è successo qua la situazione, andatelo a cercare da un'altra. Bravo, il tuo lavoro lo stai facendo bene. L'omicidio è avvenuto a Napoli, andate a cercare a Milano subito, immediatamente. Il diario l'avevi visto?
Non dice Ok, Amanda. almeno fino a qua. Anzi, orientale è uguale, ragazzi. Non cambia assolutamente nulla. Diglielo. Sì, ma conta più l'azione che fai verso una persona, non la parola. Se davanti dici queste cose e poi fai la merda con queste persone, non coincidono le due cose. Ehi, Ma quello non è il premio. lascia fare, lascia fare. La mucca. Space Jam 2 ce l'ha dimostrato, c'è il Warner Bros. Universe, quindi stanno tutti dentro. Tutti dentro. C'era anche Michael B. Jordan. Anche. Che non Anche. si sa bene perché. Lascia fare, lascia fare. Ah, no, abbiamo sbagliato Michael. Era Michael Jordan, senza la B. A te, grande poliziotto, ti è parso normale quel messaggio che hai visto là vicino? Perché parli in te? Oh no, anche lei sorride. Che passa il discorso? Vabbè, tanto questo è un coglione. Vabbè, lui giustifica con la commozione cerebrale, quindi non ci va tanto a pensare, però non è che sono discorsi proprio normali, eh. Ok. Mm. Ok, certo. Quindi la mucca, famosa mucca, sarà qui. Sì, la mucca che stava spiegando all'inizio e poi non ha fatto più. Non sai nemmeno cosa c'è lì dentro. Mm. Vero. Vero. Ha sconfitto un gorilla con la motosega. Oh, fanculo. oh, Voglio aspetta un vedere. attimino. Sono bravi tutti qua. Supereroi, super soldati, arriva sempre Giorno a salvare la situazione. Punto. Ah, ecco, giustamente. Basta prendere la mucca, quindi. Il problema è che cos'altro c'è oltre la mucca che non hanno ancora detto? Mm. Almeno tu, digli qualcosa. Lo escludete sempre, ha ragione che se incazza sto guaglione. Non gli dite mai un cazzo e quello non sa mai perché fa le Da cose un che lato è fa. vero che devo fare la missione per voi Ho per capito, pararmi il ma me culo, ne però se facciamo non mi capire. date i dettagli principali, io come cazzo ve la do una mano? Che cazzo, non si fa. Mi sa che oggi non mangi, sare. Aspetta, mo arrivano gli altri. Mandate il messaggino in coach. Eccoli qua. A posto. Giustamente sono tornati dal leader.
Salve. Le farfalle che usano le astronavi è molto bello, però, devo dire la verità. Un po' esagerato, però, Ok. Lui ha ricevuto quello che aveva chiesto. Tutto a posto. Nel momento, bro. Ti metti il costume adesso? Indossalo. Dai. Madonna santissima, pure Ku Klux Klan, tutto. Nel momento oggi. Il drago bianco. No, aspetta, lui l'ha detto, io devo ammazzare mio figlio. E serve l'equipment. Quindi ma adesso Peacemaker c'ha contro gli aleniozzi, Sì. belli, tosti, il padre con tutta la gang che gli vuole andare contro, la polizia, sta messo bene. Una bomba. Che schifo, cazzo. Già, ma scusami, dopo una giornata di lavoro te lo fai, loro possono mangiare solo questo. Le navette dovremmo... No, diciamo là. Ecco, dai, mettiti il costume, dai. Drago bianco, occhi blu, guarda che con cazzo scaglie rosse. C'ha un costume incredibile, c'ha il padre. Questo proprio in live non le possiamo far vedere. Per Ah, ma lei è una detta, giustamente. Ah, ma li fa possedere tutti. Sì, giustamente. Ma si prende tutta la polizia. Quindi vedi, se fai una cazzata, la successione degli eventi porta a brutte situazioni. Chissà se riuscirà a scappare l'altro sbirro. Aspetta. Mamma che schifo. No. Tappati il culo. Ci vuole un miracolo adesso. Aspetta. Tappati le orecchie. Aspetta. No, andato. Però tu sei inculato. Allora, noi da questa esperienza cosa stiamo imparando, Giamma? Caso mai ti ritrovi inseguito da farfalle alieni, tu prima cosa chiudi la bocca. Andato. No, è pure lui. Ecco, lui Questo contro adesso è pericoloso, però, Sì. Mamma mia. Scena molto cruda, sì. Soprattutto molto schifosa. Eccolo qua. A questo punto prendi anche i detenuti, ma sì, a questo punto. Perdonami, se là ci sono tante persone, ti assembli l'esercito proprio per bene. Ecco qua, a posto. No, si è preso anche il Ku Klux Klan, giustamente. Pure il simpatico ragazzo di colore. Tutti felici sono. Sì. Mo stanno imparando a sorridere tutti. Mamma mia. Sì. Pennywise, effettivamente. Eccolo qua, a posto. Mamma mia, che tamarro! Porca troia! Io mi dissocio per sicurezza sempre, perché sempre meglio stare attenti. Oh, brava. Ha capito, amore, Non fare la fine di tua mamma, perché poi è Non- una vita molto solitaria. Ma no. E puntualmente finisce che uccidi tutti quelli che hai attorno perché non devono sapere quello che fa. Poi eccessivo, forse. Però Morn no. Se sconfigge o brucia o fa saltare in aria la mucca, lui cosa mangia? No, penso oggi a quel punto lui È disposto a morire pur di salvare. Ok. Vedi, è scritto Pierluigi. A proposito, Wesker, hai saputo della notizia? Hanno levato quel disastro della grande... Ho festeggiato per 2 giorni. Come ho letto la notizia per lui... Allora, io ancora devo far pace con Star Wars. Nel momento in cui usciranno altri prodotti, li vedrò con un'altra ottica bassa che non fanno parte di questo tipo di produzione e gli si concede una giusta possibilità, proprio senza problemi. E ti giuro, ho festeggiato per 2 giorni. Direi che ci può andare.
Festeggi perché una persona ha perso il suo lavoro? Se sta persona ha preso una saga decennale e l'ha rovinata buttandola nella merda, Sì. vuol dire che non sai fare il tuo Non sai lavoro. fare il tuo lavoro. Te ne vai da là, cerca un altro lavoro, vai, Torniamo a Gotham. hai le capacità. No, non torna a Gotham, ma Così aspetta, proprio sicuro, sarei che tornare a Gotham. aspetta, guarda che qua è meglio Gotham, Oddio, ma ho fatto delle farfalle qua, così forse è meglio Gotham. Forse mo è meglio Gotham. Ma massima acchiappi a Joker, dici scusa caro, vado là. Dipende come lo trovi a Joker, capisci? Scusa caro, possiamo collaborare, che ti devo dire? Ti do una mano, faccio un tè. Se sono protetto. Quindi per lui, per me, il lato mio, mettiamola così, di Acolyte, le serie queste qua che hanno creato un po' di problemi, io non le vedo. Faccio finta che non esistono. Così in automatico non mi brucio tutto quello che viene dopo e vediamo un pochettino il futuro che cosa ci nasconde. Anche perché io il nuovo Republic, come esce, quello a questo punto una possibilità gliela do. Quella gliela do proprio al tanto. terzo di Jedi Fallen, non so come si chiamerà, al terzo. Jedi. E ma ricordo un po'. Fallen Order, Jedi Survivor e Fallen Order erano. Il nome del terzo, Jedi. Sarà qualcosa tipo l'ascesa, lo zio. Rise of, sicuro. Rise of the Jedi. Rise of the Jedi. Vabbè, ormai è Jedi, però sì, Rise of the Jedi si potrebbe stare. Okay. 85 è buono, abbiamo migliorato. Pierluigi, ti do io a te una notizia, non so se segui, diciamo che il trattamento che ha ricevuto Star Wars l'ha subito purtroppo anche Star Trek con l'ultima serie uscita. Peccato. Però dai, si sta comportando meglio, aspetta. Gli ha detto il vero allora, nome. Ses. Non penso in questa puntata. Sesso Magari per il mandato. finale di stagione, chi lo sa. Dai, Datemi Star Wars, la prima cosa che faccio è prendere questa e voler fare una serie sulle guerre. Vedi, la possibilità e periodi storici per fare titoli, serie, videogiochi e quant'altro buoni ci sono. Ci vogliono le idee buone e soprattutto fare i giochi per fare i giochi. Torniamo sempre lì alla fine. È vero, erano 2 puntate che non facevo una canzoncino altro, Non mi dire che sai suonare anche bene il pianoforte. Gianmarco, e John Cena può fare tutto, punto. Questo piace alle donne, perché non gliel'hai fatto vedere a lei? Facevi vedere il lato sensibile, erano Mo lei lo sente però, aspetta un attimo. Quelle mani enormi, non deve E essere poi, facile. a proposito della serie di Star Trek, è uscita la terza puntata. Okay. Io ho capito che la prima ha fatto, ho visto il riassunto e lasciamo perdere. La seconda, per quanto impossibile, ha fatto più schifo della prima. Addirittura sembra che la terza faccia ancora più schifo della seconda. A un certo punto finirà tutto lo schifo, almeno che siamo uguali nello schifo. Mo voglio cercare di capire perché di solito sa una serie viaggia su un binario di merda e resta stabile su questo, mettiamola così, poi sale, scende un pochino, ma qua tende solo a scendere. Sto vedendo alcuni canali letteralmente incazzati come delle iene. Fortissimo John, cioè che gli vuoi dire? Mo appare lei da dietro e gli dà un bacio. Giusto. Oh. Complimenti. Sei bravissimo John. Guarda con il braccio, porca troia. Un suo braccio è quando tutto il mio corpo direttamente. Cioè quando ti abbraccia John Cena scompari. Minchia.
Non dire stronzate. Eccolo là. Ovviamente, mo. Che in parte è vero. Che anche in parte è vero. Quindi, ricapitoliamo. Sì. Polizia sostituita dagli alieni in questa città Sì. e tutta la polizia nazionale contro. Sì. Beh, e questo già è un problema. Deciso. Gli alieni che di base ce l'hanno con lui. Mo stanno nella polizia, Però diciamo... ci sono anche gli altre farfalle che abbiamo visto nell'altra puntata che ce ne sono. Alcune ci aiutano. Quindi anche attacco di farfalle potrebbe succedere. C'è il padre con gli amici. Sì. Super corazzato adesso. Super corazzato, incazzato, che lo vuole uccidere. Mamma mia. Si prospetta una situazione di merda al momento. Però al momento. Loro c'hanno Amanda Waller. Tu basta che chiami Amanda. Però sta cosa del diario non doveva succedere. Questo è un problema. Il diario lo doveva trovare solo lui. Tu ora chiami Amanda e dici Amanda, mamma, vuoi fare mamma, un ho fottuto la missione. No, tutto lo zio. No, non credo funzioni. Fidati che funziona se gli fa un attacco al napalm. Allora, vediamo la scena extra, poi vado un attimo di là e torno subito. No, è un po' troppo così. Un po' troppo. Sembra un po' per me. Sì. È morto, non ti rispondo. Vabbè, sono usanze aliene, già ma questo, noi non sappiamo. Però non era ancora alieno, lo zio. No, lui ce l'aveva già dentro proprio. Mamma mia. Ah, questi sono i Chuck scartati, giustamente. È meglio si fa così, è più carina la post credit così, quando sono più simpatiche. Diciamo che se lavori in un ambiente divertente, Magari ti diverti pure e diverti. reciti anche meglio. Chi lo sa? Sarà che forse vanno cacciate le persone che rompono i coglioni. Pausa. No, ho messo pausa, Ah, ok, non si era messo. No, perché non era partito. A posto. 38 minuti. Dura di meno. Questa dura un po' di... Magari forse il finale dura un pochettino Va bene. A fra poco. Allora.
A posto, sapete solo se si è resettato il timer e devo togliere assolutamente questa cosa perché sennò ok, così siamo un pochino tranquilli. Allora, ok, a posto. Ok, mentre il babbo? Ah, dovrebbe essere contento in realtà. Sì, eccolo qua. No. Ah, ecco come è morto il fratello. Ah, mamma mia. Mm, 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 mm. No, Non era previsto. no, non era assolutamente previsto. No, no. Botta forte, pietra dietro, aglia, brutta botta. No, Kit è morta. Kit è morto, sì, effettivamente. Mamma mia. Sì. Brother, la bava bianca da bocca. Capito? Papà, tu ci hai messo a fare a botte. Perdonami. In un cazzotto c'è girato. Proprio per come erano messi, diciamo che anche prima. Lo dico, se la sigla della seconda stagione non è così, mi ribello, Allora, io l'ho vista pure, però non mi No, io non ricordo. l'ho già vista. Non mi Non so ricordo. quasi No, ti ho detto, niente. il video qua su YouTube della prima stagione, qui l'intro, me lo mettevo in sottofondo un paio di volte. La seconda l'ho visto una sola volta, non me lo ricordo proprio. Tu fai sempre vigilante nel video, allora. Non sono vigilante. Non sei vigilante. Insomma, coglione lo fai tu al massimo. Io, se vuoi al massimo, posso fare Igli. Esagerando. Mi metto un costume da aquila. Pazienza. Va bene. Non ho problemi in quello. Io però vorrei capire, Cobra Kai come sta? Cobra Kai spero stia bene, onestamente. Che mi è simpatico Cobra Kai. Eccolo qua, a posto. È uscito da un tombino. Vabbè, per Cobra Kai può farlo. Eccomi qua. Hai visto? Poi esco io alla fine faccio Ok, va bene. Va bene? Va benissimo. Mamma mia. Mo puscio papà, tu fai male, te lo dico. Che già lui da solo così, poi c'ha pure tutta la banda dietro. Puoi alzare un po' il volume, così? Sì. Non credo. No, no, per niente. Alfada non è un uccello.
È scappato un'altra volta. Adesso basta, rotti il cazzo. Fategli fare quello che vuole. Ecco. Aglia. Cioè, capito? Ecco. Ma perché? È un'immagine molto poetica. Molto. Ma dobbiamo fare domani mattina, bro. Perché? No, si uccide Mucca. Beh, andiamo, vai, tutti insieme. Andavo, basta, l'abbiamo sentito già 6 volte. Ecco. Sì, papà, figli di Mammat. Mamma mia. Troppo. Il tuo sangue è quello. No, vabbè, Ma non mi si sembra il caso, dice. non è così, non è così. E? Chi Dillo. è? Già. Sì, di chi è tua mamma. Già. Ecco, dillo. Adebayo in Ecco. Waller. Ok, cioè lui non aveva un problema, ok. Stai tranquillo. Vabbè, giustamente deve starci scritto che è la figlia di Amanda Waller, che comunque se succede qualcosa, mamma deve sapere subito. Giusto, giusto. Quindi non te ne puoi andare più, sostanzialmente, No, dai. no. Sore. Se non risolvono, effettivamente loro sono, non con tutti i dettagli, Io ma però molto in una pericolo. chiamata a mamma. Mamma, per piacere. Lancia due Oh, mi bombe. puoi mandare qualcuno di quella squadra? Dice, Oh, eccolo qua. ma tante A piccolo. posto. Mandi qualcuno della squadra della gente suicida, Deadshot. Aspetta un attimino, aspetta. No, lo zio. No, lo zio. No, ragazzi. Repreca uno, comunque, va bene. Allora, loro non sanno Mamma mia, lo che zio. sono stati proprio graziati, proprio direttamente. Questa comunque è veramente tosta, io continuo a dirlo, è veramente tostissima. Però ti posso dire, lui mo sta andando là, il padre mo Sì, lo rintraccia che lui va là, andiamo tutti dalla mucca a questo punto
e risolviamo il problema. Magari c'è il chiarimento, perché lui non l'ha provato ad uccidere. Attenzione. Dai, conosco su... Eccoli qua, a posto. Dove sta Autosan? Ah, già gli sono arrivati addosso. Benissimo, benissimo. Eccolo qua. Ah! Io scherzavo mentre pensavo prima sta volando. No, lui vola davvero. Aspetta un attimo. 3, 2, 1. Impatto avvenuto. Porca troia, lo zio. Minchia, che botta gli ha dato. Basta che Igli sta bene, poi il resto fatto un cazzo. Allora. Mamma mia. È come stare contro Satana praticamente. Sì. Costume comunque incredibile. Ma no. Ah! Vabbè, ma è OP lo zio, però, cioè che costume è? Ma c'ha cazzotti laser che cancellano la roba. Oh, non ti permettere di colpire l'aquila, eh. No, però aspetta, vigilante. Aspetta, lui è pericoloso. No! Lo zio! Ma si è fatto scoppiare. Lo zio! È morto. No! Ma no, vigilante, no. No! Lo zio, dove figa è? Dovrebbe esserci almeno i pezzi. Un po' ovunque, no, ma sono andati molto lontano. No, lo zio, dici poi. Ma no. Che tanto loro hanno il radar, quindi capirai. Ma no, No, vigilante. lo zio, ma i pezzi? Vedo solo pietre. Si è fatto male a Ma c'è. merda, però almeno c'è. Tu c'ha delle palle quadrate sto ragazzo. No, comunque, perché se l'è giocata proprio all'ultimo secondo. Io credevo fosse saltato letteralmente in aria. Oggi. Bella la camicia con la medusa sopra che c'ha fatto. Ah? Figa. È vero, però penso hai capito che ti seguono con l'elmetto. No, ehi, ehi. No. Senza proprio motivo. È andato là. E vabbè, la piglio io. Ragazzi, non ci riprovate. Sì, sì. Ah, li ha fatti prima uscire, ok. Ecco, ecco. Ma tu già sei morto, ma non lo sai. Chi ha? Cobra Kai. 2, 3 mosse in totale gli sono servite. Offri una bibita, se l'è meritata. Quindi, che lezioni abbiamo imparato? Se siamo in giro Non per cagare il strada e cazzo. vediamo una persona, per qualunque motivo, sta là per i cazzi suoi, pure se ti sembra strana e particolare con un costume No, o non quant'altro, rompere. tu lascia Ma stare. poi soprattutto non uno Lascialo scooter, stare. perché al massimo dici buongiorno, salve, sta là, buongiorno, però poi ti fermi. Che stai facendo? Dove vuoi fuggire? Però dove cazzo scappi? No, l'indirizzo suo ce l'aveva, già stanno qua Ho fuori. capito, ma non... Già stanno qua. Appunto. C'è tutta la squadra Gini. Sì. Anche di qua, giustamente. Zitta, zitta. Chiama mamma! Attacco il napalm! Mamma, il napalm! Anziché la manda ci mette 2 minuti a fare un attacco al napalm. Effettivamente sì. Io ci lancia un'atomica direttamente, risolto
o manda Superman, senti, fai prima, chiamalo. Che un procione aveva l'M... Ah, per farlo, ok, giustamente. Ok, un'ottima idea. Ah. Ciao piccola aquila. Mamma mia, però te la sei vista veramente brutta. Sì. Credo che qualche ustione tu te la sia fatta per l'esplosione, quindi sarei un attimino attento prossimamente, però. No. È comprensibile, giustamente. Bombettina. Sacrificio. Ma no, avete ucciso uno dei vostri, paradossalmente. Non potevi uscire dopo, cazzo. È Flock? Oh È no. tutto scema, sì. Perché sei uscito mo? Forse una volta che muore l'ospite devi lasciare subito il Vabbè, corpo. aspetta un nanosecondo almeno. No, Cioè, ti potevi inculare un altro a volo a volo. no. Io mi faccio notare che i due clown in costume fino a mo' hanno anche tolto la fabbrica di La imbottigliamento situazione si complica un e vi stanno andando a pochettino. inculare anche la mucca mentre voi siete qua. Quindi vediamo poi alla fine chi sono i coglioni. Vabbè, questo ormai è andato così. Ha dei colpi in petto, difficilmente sarà vivo. No, morto lui, è morta anche la farfalla. No, è stato proprio Non fatto c'è, fuori. non la possiamo No, impizzare in qualcuno, magari ce la fa. no. Magari forse si può salvare la farfalla? No, ha ittato sangue. No, ha ittato proprio sangue. Via. Poverino, almeno lui No. voleva fare una cosa buona. Erano troppi. Ma io mi domando, c'è un'invasione aliena in corso. La Justice League dov'è? No, ma che... Nel momento, no, vabbè, che cazzo. Potresti esserci utile. Cobra Kai. Spiegatevi un attimino, perché secondo me se vi parlate un attimo riuscite a trovare un accordo tutti e due. Oh, ma faccelo cazzo, io pure è forte. Ehi. Amico. Oh merda, no, ha preso il laccio. No. No, quando parte la raffica di cazzottini. No. Fregato. Come mi ha insegnato mamma. Se infierisci sul corpo. Però se glielo fai nella zona dove ha subito il colpo, non è che gli fa proprio tanto bene. Attenzione. Judo Master ti hai pigliato già 3 bot. Comunque.
prossimo upgrade mettiamo qualcosa di antistatico, in modo che l'elettricità almeno cerchiamo di Sì, ottemperarla un minimo, piccolo capito? upgrade, piccolissimo. Sì, almeno quello. Magari un tessuto antiproiettile potremmo... Ehi, è mio, che volete? Lasciate stare il procione, pezzi di me. Ok. Igli, dai. Non credo manco facciano tanto. Sono belle forti le aquile. Si l'ha beccata di un'aquila di Lascia perfora. fare. Giorno, comunque dovresti ringraziare. Dire, grazie amico che hai fermato mio padre, il tempo giusto e ti sei fatto anche saltare in aria. Ma vabbè, scappiamo. Iniziamo a scappare, poi dopo. Ma perché non stavo a te? Li ha fatti tuo padre, però. Che cosa hai combinato? Stavi la macchina piena di elmetti, ti prego, dimmi che la macchina è piena di elmetti. Butta tutto e scappa, fai Però che prego. peccato. Sì. Buttali. Pure? Che cosa sto sentendo? Quella l'ha detto, c'è del movimento. Dopo magari ti recuperiamo se c'è modo. Ritorna in macchina. No, non c'è bisogno. A posto. Porca troia, zio. Allora a questo punto riprendiamoceli. No, sta troppo applicata. No, rientrate in macchina. Igli entra. Igli. Bro, che cazzo stai facendo? No, No, preso. ma sei 3 volte più forte di loro, ma perché non li hai presi a cazzotti? Aspetta un attimino. Vigilato, tocca a te. Vabbè, ognuno è abituato in un modo. Oggi però questo ragazzo è proprio... Lascia fare. No, ehi, non scherziamo con l'aquila, eh? No. No, non la prende, non la Ragazzi, prende. non vi permettete, mi divento un mostro. Ecco. Papà, non fare male all'aquila. L'hai cresciuta anche tu, l'aquila. No, Igli. Boom. Ecco qua. Si è incazzato. Fa mocca. Sì. Culo. Minchia. È lo scontro un po' impari. Questo lo pensi tu. Chissà che discorso che fa. Ne possiamo discutere, però non credo che sia andato effettivamente così. Papà, ci hai sempre messo tu a combattere là, ti ricordo. Quello è un fatto personale. Oh, ti sei fatto il cazzo da... Ma che cazzo di campagna di D&D sta giocando qui? È il suo momento. Ma oggi che zumba! È vero, l'aveva detto prima. Sì. L'aveva detto. Oggi il vigilante è un PG... Oh cazzo.
Anzi, Economos, figli di puttana. Ma a posto. No, non funziona. Il Non più funziona. forte, ragazzi, Economos comunque. Oh, non aveva mai ucciso nessuno, adesso sta tipo a 8-9 kill. Sì, ha fatto pure più kill degli altri. Ma le lascio le mazzate. E prenditi anche il costume. Pighi il dio maiale. Va Mm. bene. Va bene. Mm. Va bene, aspetta. Ok. Aspetta, Gianmarco. Abbiamo i potenti mezzi. Professionale. Sì, guarda. Si va sopra, si fa, segnala. Ecco qua, a posto, fatto. Ok. Comunque è andato. Ha ammazzato. A posto, fatto. Easy. Ecco qua. Sì, va bene, certo. Bravo. Ecco qua. Ti ho detto che arrivavano i mosci, io te l'ho detto. Ecco qua, questo è stato il primo. È stata l'avvisaglia e va bene. Play, praticamente. Sì, va. Va, che bel conforto. Vabbè, è finita più prima di quello che mi ricordassi. Guarda, ne muovi fatte, fai per un baglietto. Yeah. O dal rifugio per i cani ad alieni, giustamente, no, è la stessa cosa. Quello che fa Amanda solitamente. Ma non è che Amanda Waller in realtà è Amanda di Adventurer quando poi diventa più grande? Non credo, già, ma no, non credo. Potrebbe, sembra, ma no. Tutto sommato non te la sei cavata male. Ok. No, non è il caso. No. No, non serve. Non credo serve. In America c'hanno sto fatto, sai? Non ho mai capito che gli infermieri maschi sono strani in America. Io penso sia la normalità, in realtà. Come c'è una dottoressa e un dottore, ci sono infermiere e infermieri. Non vedo Vabbè, ma dove... gli esseri umani molte volte dimenticano le basi. Lascia stare. No, ma gli americani sono strani su No, lascia questo. stare, siamo tutti un po' strani. Lascia fare.
Invece se ci pensi, rispetto a loro in Italia si vedono pochi cassieri nei supermercati maschi, mentre in America ci sono una marea di cassieri e qualche cassiera. Cioè, tipo in tutti i sole sono quasi tutte donne, per esempio. ci ho mai fatto caso, dico la verità. E lui sta bene, ragazzi. Non mi fate arrabbiare che No, non me la vedo più si la salva. serie, C'è ve la lo seconda dico. stagione. Quindi. Ma non sappiamo se c'è l'altro. No, C'è? c'è, per No, mi forza. arrabbio, così non me la vedo più, te lo dico, No, che resto male. vai tranquillo. Tuo padre non è che l'ha trattata male l'Aquila, in realtà, è solo che l'ha pushato e lui si è difeso. Quindi ci può stare. Tornerà. Diamogli un'armatura all'Aquila, potrebbe essere un'idea. Abbraccialo, così che possano vedere anche loro. Era tutto vero, lo zio. Sì, Noi lo sapevamo, adesso lo sai anche tu. adesso c'è una testimone comunque. Hai visto? Non è cattivo, cioè è un po' pazzo, che poi nell'anime Però con soprattutto l'infanzia là. che ha avuto, dai, dai. Però non è il momento. No, guarda, essere un deficiente, non è il momento di fare la foto. No. Almeno mo se l'è riuscito a fare. Di cosa? Ma anche per vedere che forma ha e quant'altro. Ok, vai Peacemaker. No, lei è Vai hardcore. Peacemaker. Tu. Vai Peacemaker. Hardcore, testa a te. È così forte, così intelligente. Yeah. Pensavo che lo dicesse proprio. Vai, sei tu. Ok, gioco di sguardi, va bene anche così. Ok. Ok. Fai vedere un pochettino la forma e quant'altro. Secondo me sarà qualche larva enorme, lo zio. Probabile, però l'aspetto strano me lo Con la aspetto. faccia di Joe Biden. Non penso, no, non Così. credo. Non credo. No? No. Sì, hanno parlato di teletrasporto e questo già forse non è proprio buono. La devi ammazzare per forza. È l'unica possibilità che c'hanno. Che cazzo è Matrix? Questo ragazzo comunque deve essere aiutato urgentemente. Ha bisogno di un percorso. Sì. Deve seguire un percorso approfondito.
Da dove hai preso quel fucile? Tu perdonami. Ma Però sono degli sono infermieri e dei armati dottori, poi. lascia fare. Lascia fare un po' Vabbè, di ma si supporto potevano medico. unire alla causa, falli unire. Vabbè. Se l'aquila non vola, zampetta. Yeah! Andiamo, Igli. Vabbè, il mio vigilante sì, sarà pure È pati, una voleva questione di uccidere. carattere. Sì. Lascia stare, lascia stare. E sta facendo anche amicizia con Igli. Bravo. Capo sta È arrabbiato. deluso e Sì. giustificato. L'hai tradito, l'hai pugnalato alle spalle. Però a lui non hanno detto che è la figlia della Waller. Forse per certi versi è meglio che non si diffonda troppo questa cosa. Diglielo, Economos. Time to rock. Dai, fai vedere un pochettino la formettina, dai. È un larvoide, lo zio. Detto. A posto. Larvoide con un dente al centro. Sei un cucciolo, sei. Ma vabbè, si munge. Ecco qua. Questa è tutta la fase di mungitura. È bello grande lo zio. No, è minchia. No, dalla... Bello grosso. Che schifo, lo zio. Stanno mungendo le Sì, tettazzelle. sì. Allora, diamo la scena post. Allora, aspetta. Da quello dietro che sta ridendo. Guarda. Sì. Vabbè, Senti, mi ha perché no? fatto un tutorial, Perché non no? rompete il cazzo sempre per tutto. Perché Cioè, no? scusatemi. Allora, per stasera stacchiamo pure un pochettino prima e non ci siamo rubati niente. Ma assolutamente no. Domani ci vediamo l'ultima della prima e la prima della seconda, così non abbiamo neanche dovuto aspettare un attimino e cerchiamo di capire un attimo com'è la situazione. Quindi nel frattempo, buonanotte a tutti, se c'è ancora Pierluigi, addio a Piggy. Sì. Purtroppo noi l'abbiamo sempre detto sul suo canale, di base chi viene sta tranquillo, tutto a posto, i pezzi di merda vengono cacciati e vengono bannati, tutto bello tranquillo. Qualunque sia la tua età, cresci, punto. Ecco, questa è l'unica cosa che possiamo dire. Buonanotte a tutti.